Quella subita nel 2012 dal comparto edilizio è una vera e propria debacle e i dati lo attestano senza tema di smentita. Riduzione dell'occupazione del 10,7%, mentre nell'ultimo triennio sono scomparse 1140 imprese artigiane. I dati del disastro annunciato sono stati forniti dalla CNA Costruzioni, che stamattina ha presentato un report sull'andamento del settore in Sardegna. Numeri che indicano come il futuro non sia roseo, dal momento che nell'isola si registra un calo degli investimenti che si aggira sul 2,8%, mentre il volume d'affari si è ridotto del 2%. Inoltre i numeri di questo primo scorcio del 2013 non lasciano sperare niente di buono. Anche per le abitazioni e le costruzioni non residenziali il barometro segna tempesta. Gli investimenti sono in ribasso dal 9 e del 7%. Senza dimenticare che il consuntivo 2012 è disastroso, meno 23% per l'immobiliare, meno 18% per le compravendite commerciali, meno 10% per la produzione residenziale. Negli ultimi 4 anni sono persi più di 14.000 posti di lavoro, o il 23% del settore. Unica luce in fondo al tunnel, le opere del genio civile, per le quali si stima una crescita del 2%. A condizione, sottolinea la CNA, che le gare bandite tra la fine del 2011 e del 2012 seguano l'iter previsto. Siamo in mezzo a una crisi, hanno sottolineato Francesco Porcu e Mauro Zanda, segretario e presidente del settore edilizia dell'organizzazione, che sta spazzando via centinaia di imprese e gettando sul lastrico migliaia di famiglie. L'associazione ha lanciato l'allarme anche per il pagamento dei debiti scaduti dalla pubblica amministrazione e per la mancanza di garanzie sui tempi. Quanto alla ricetta per uscire da questa crisi epocale dell'edilizia, il presidente Porcu indica l'allentamento dei vincoli legati al patto di stabilità. Bisogna emendare la legge regionale 16 del 2010, conclude Porcu. Si libererebbero circa 600 milioni di euro da destinare allo sviluppo e al rilancio degli investimenti.